sono avvicinata all'agricoltura un po' per caso. La mia azienda oggi copre poco più di 1 ettaro di terreno, di cui coltivati sono meno di 1 ettaro, circa 9.000 metri quadrati, 5.000 metri quadrati a meleto, frutteto in cui coltivo solamente mele, e gli altri 4.000 metri quadrati invece li dedico alla coltivazione delle orticole. I 30.000 euro a fondo perduto li ho utilizzati interamente nell'impianto del frutteto e quindi parte di questi 30.000 euro li ho usati anche appunto per la recinzione. Nel momento in cui mi sono avvicinata a questo lavoro non ho mai avuto dubbi sulle modalità di coltivazione che io volevo adottare, perché sono convinta che l'agricoltura biologica sia il minimo che ogni agricoltore dovrebbe fare per tutelare il territorio in cui viviamo. E una cosa che mi piace è che negli ultimi anni ci sono stati e ci sono molti giovani che si stanno riavvicinando a questo mondo, al mondo agricolo, ed è una cosa che mi piace perché vedo che comunque i giovani che si avvicinano all'agricoltura molto spesso hanno comunque un'attenzione e un interesse particolare non solo per l'agricoltura in sé ma anche per l'ambiente proprio, e credo che sia fondamentale.